Inferto duro colpo al traffico di droga con l'operazione della squadra mobile di Padova che ha portato all'arresto di 6 stranieri e al sequestro di oltre 40 kg di cocaina ed eroina. In un video le fasi dell'arresto in strada. Congresso regionale della Lega sempre più vicino al passo indietro di Marcato che domani annuncerà la decisione. Si profila la sfida tra Alberto Stefani e Franco Manzato, il commissario del Carroccio Veneto. Io guardo al partito, non agli avversari. Spolverando il magazzino attrezzi si ricorda di una granata conservata in una teca dal marito da 40 anni. 60enne di Spinea chiama i carabinieri, casa evacuata. Ho visto che lo tenevano fermo e lo picchiavano. Il consigliere comunale del PD veneziano Alberto Ticozzi tra i testimoni del pestaggio di un 29enne veneziano scambiato per un borseggiatore di turisti. Ha fornito false informazioni per ottenere 75.000 euro di contributi dal comune di Jesolo, denunciata la rappresentante legale di una società sportiva di ginnastica artistica. Primo stralcio della tangenziale di Vicenza, la bretella dell'Albera ha aperto al traffico. Oggi l'inaugurazione con le autorità e con i cittadini che hanno definito una giornata storica. Anche la Donata Trivenete di Belluno ha confermato il trend che contraddistingue il nostro gruppo, ancora record di ascolti per Media Nord-Est, che ha raccontato tutto lo sfilamento di Belluno in diretta a partire da sabato per poi far registrare picchi di ascolto assoluto durante il passaggio delle penne nere. TG Veneto, ben ritrovati in diretta come sempre. Partiamo come ogni lunedì dal sondaggio di Ring di questa sera che di fatto è dedicato alla riforma della giustizia e il quesito a cui vi chiediamo di rispondere è questo: giusto limitare la pubblicazione delle intercettazioni? Diteci la vostra come sempre attraverso una telefonata che ricordo essere gratuita con il sì allo 0422 16 26 691, per il no invece 0422 16 26 690, l'esito del sondaggio in onda questa sera durante Ring. E poi andiamo alla cronaca con il duro colpo al traffico di droga di tutto il nord che è stato inferto dalla maxi operazione della mobile di Padova che ha portato all'arresto di 6 stranieri, sequestrato oltre 40 kg di cocaina ed eroina. Le fasi dell'arresto in pieno giorno vicino alla fermata del tram. Le auto dei poliziotti bloccano il carico di droga in consegna, uno dei tanti fatti arrivare a Padova per poi essere smerciato in tutto il nord Italia. La squadra mobile ha sgominato una banda di trafficanti e ha tolto dal mercato oltre 40 kg di cocaina ed eroina purissime. Il valore della droga sequestrata ammonta ad oltre 1 milione di euro, ma venduta avrebbe fruttato il triplo. In carcere sono finiti 3 nigeriani e uno spagnolo. Per una donna nigeriana e una donna spagnola invece è stato disposto il divieto di dimora in Veneto. Nelle immagini si vede anche una delle ultime compravendite avvenute a febbraio in stazione a Padova, quando una 40enne nigeriana ha ritirato 182 ovuli di cocaina nascosti nelle bottiglie del latte. L'indagine parte dall'attività che quotidianamente svolgono i nostri, della squadra mobile, le nostre pattuglie sul territorio. E hanno intercettato, come capita molto spesso, uno spacciatore al dettaglio, per così dire, e da lì si è partiti per arrivare a un livello superiore, molto superiore, un livello in cui compaiono dei soggetti inseriti in un traffico internazionale di stupefacenti. Tutto è iniziato con l'arresto di un pusher nigeriano nel settembre del 2021. I poliziotti del suo cellulare hanno rintracciato i dati di un versamento di denaro nei confronti di un 35enne connazionale residente a Padova che si è scoperto poi avere un ruolo di spicco nella gestione del traffico di cocaina ed eroina. Tra ottobre 2022 e febbraio 2023 i poliziotti hanno sequestrato 42 kg di sostanza stupefacente, individuando un covo dove veniva stoccata la droga, un appartamento di via Curiel in zona Stanga e un altro appartamento utilizzato dai pusher a Cadoneghe. I poliziotti hanno sequestrato un libro mastro e scoperto il coinvolgimento di un altro nigeriano che utilizzava un appartamento di Legnaro dove si recava per approvvigionarsi una corriere nigeriana residente a Casale sul Sile. La squadra mobile ha ricostruito la rete arrestando anche un 31enne nigeriano di Treviso, individuando una coppia di corrieri spagnoli di Saragozza che facevano arrivare la droga in Veneto. A febbraio in provincia di Lodi erano stati fermati con 15 kg di stupefacenti in auto. Verso il congresso della Lega siamo alla politica. Sabato allo Sheraton di Padova Alberto Stefani molto probabilmente se la vedrà contro Franco Manzato, atteso il passo indietro di Roberto Marcato. L'attuale commissario veneto del Carroccio stasera sarà ospite a Ring, ha già lanciato i 15 punti del suo programma.
Io non guardo mai quello che fanno gli sfidanti, guardo quello che posso fare io per questo movimento. Io non mi candido contro qualcuno, ma mi candido per un progetto. All'avversario che ci sarà da domani cosa dice? Ma io parlo ai militanti, non ai miei avversari. Gli avversari sono sfidanti, perché poi dentro un partito non mi piace usare termini negativi, ma sicuramente sono persone con cui ho un buon rapporto e sono sicuro che dal giorno dopo il partito lavorerà unito. Fra poche ore saprà con chi dovrà sfidarsi ufficialmente, anche se gli scommettitori danno ormai Franco Manzato certo come suo avversario per la guida del Carroccio regionale e Roberto Marcato verso un passo indietro che solo fino a un mese fa sembrava impensabile. Ma la manovra del Carroccio trevigiano per lanciare l'ex sottosegretario di Oderzo, in serata un vertice clou al K3 di Villorba, sembra almeno apparentemente non interessare molto il commissario della Lega, che negli ultimi mesi ha dovuto parare numerosi colpi anche durissimi dai territori, tramutatisi in polemiche ed espulsioni. Le polemiche ci sono sempre state. Se noi andiamo a vedere i congressi precedenti, mi ricordo scene di gran lunga peggiori rispetto a queste, e poi è normale che un congresso apra una fase di dibattito all'interno del partito. Resta da capire dove finirà il bacino di voti di Marcato, ma su questo è una sfinge il trentenne deputato padovano, sindaco di Borgo Ricco, espressione della Lega di governo, anche se su questa definizione non si trova d'accordo. E dà fastidio quando la chiamano salviniano? Assolutamente no, perché credo che siamo tutti salviniani, siamo tutti zaiani. Siamo in un partito in cui Salvini è il segretario federale e Luca Zaia è il presidente della regione, stravotato dall'80% dei veneti. Per noi sono assolutamente un orgoglio e per la Liga Veneta è assolutamente un orgoglio. Intanto Stefani ha già scaldato i motori per sabato, postando su Facebook i 15 punti del suo programma da segretario, anche e soprattutto per ricucire quei rapporti territoriali deteriorati da tempo. Tra questi, la nascita della giornata del militante, il segretario in sede regionale ogni venerdì per ascoltare tutti i leghisti dai vertici alla base. E poi l'organizzazione annuale di una festa regionale della Lega, coinvolgendo tutte le province, e un notiziario mensile con le attività di parlamentari ed europarlamentari, ma anche sindaci e consiglieri regionali, così che i militanti sappiano cosa si fa e possano avanzare suggerimenti. Altro fronte, costruire il partito e la classe dirigente del futuro. Ecco allora i punti sulla creazione di una scuola di formazione tecnica e politica della Liga Veneta. Infine, l'identità. Cicli di serate sulla storia del Veneto e del popolo veneto e un tour da organizzare città per spiegare a tutti l'importanza dell'autonomia. Ore decisive dunque per la candidatura di Roberto Marcato. Dopo mesi di lotta alla Lega di governo sembra essere deciso a fare un passo indietro. Sabato Lega Congresso, Roberto Marcato correrà. Io farò domani una conferenza stampa dove comunicherò la mia scelta. Sto pensando a molte cose e quindi quando avrò finito di pensare, elaborare e ascoltare anche i miei più fidati consiglieri, prenderò la decisione che verrà comunicata domani. Pochette con la bandiera di San Marco nel taschino della giacca è un'uscita istituzionale, quella dell'assessore regionale Roberto Marcato, che per qualche minuto sveste l'abito di amministratore per parlare di politica. Una notte lunga quella che lo attende, dove affiancato dai suoi consiglieri prenderà una delle decisioni più difficili della sua lunga militanza in Lega. Da mesi candidato in pectore alla segreteria regionale, potrebbe essere proprio quel gruppo antisalviniano di cui sinora è stato espressione a chiedergli di fare il passo indietro per sgomberare il campo a Franco Manzato. Una Lega a cui Bulldog non lesina critiche. È una Lega che arriva spaccata, questo è evidente a tutti. Sarebbe stato bello arrivare con una candidatura unitaria, così non è, così non sarà. Ed è un peccato perché in questo momento storico in cui la Lega ha pagato uno scotto enorme alle ultime politiche e anche alle amministrative con Padova, Vicenza e Verona, dove si può perdere ma non essere umiliati. Noi siamo stati umiliati nei risultati. È evidente che arriviamo con grosse difficoltà. Le candidature al congresso di sabato vanno presentate entro le 8 di mercoledì. Se il passo indietro non è ancora ufficiale, chiare nella testa dell'assessore le sfide che attendono il partito. L'anno prossimo sono le europee e noi arriviamo da un risultato che ha visto la Liga Veneta a fare il 49,9%. Poi ci saranno molto probabilmente le nuove province, con presidenti politici, assessori politici, candidature di partito vere e la tornata, quella grossa, vera, dei comuni. L'anno prossimo è l'anno della politica. Dobbiamo attrezzarci
se vogliamo dare una risposta importante. Siamo nel veneziano a Spinea, in casa ritrovato un residuato bellico scoperto da parte di una donna che l'aveva conservato insieme al marito, e poi paura questa mattina a Spinea in via Goldoni. A scoprirlo nel pomeriggio gli artificieri di Padova. Una granata ritrovata questa mattina facendo le pulizie, associata poi alla scoperta successiva di una fuga di gas. Paura questa mattina qui al civico 8 di via Goldoni a Spinea. Alle 9 del mattino a chiamare i carabinieri e allertati i vigili del fuoco la proprietaria della villetta, la signora Lorena, ricordatasi dell'ordigno bellico conservato da lei e dal marito per 40 anni e di cui ne aveva completamente dimenticato l'esistenza, fino a questa mattina, quando, recatasi al magazzino degli attrezzi che si trova sul retro della villetta, spolverando, racconta, lo ha visto lì chiuso in una teca. Da qui il ricordo a ritroso di quando ventenne, insieme al marito, lo ricevette come regalo da un oste dopo un pranzo lungo le foci del Piave, e sebbene all'epoca le rassicurazioni sul fatto che la granata fosse inoffensiva l'avessero convinta, oggi, alla vista di quell'ordigno, il pensiero è corso subito verso il figlio 35enne che vive con lei, ricordando il fatto di cronaca di quanto accaduto ai primi del mese corrente a Gallio, con la morte del coetaneo del figlio, Riccardo Baù, ucciso proprio da un residuato bellico in seguito all'esplosione avvenuta nel cantiere dell'abitazione di famiglia. Quindi la decisione di accertarsi dell'inoffensività o meno della bomba, come se non bastasse la scoperta dei vigili del fuoco solo stamane della perdita di gas, subito riparata. Immediato il tam tam tra i vicini di casa. Adesso siamo molto preoccupati. Lui poteva scoppiare da un momento all'altro, però... No, è che qui è un posto di cacciatori, sono pieni di armi, questi qua è un posto da molto mica tanto, così è pericoloso. A parte che potrebbe essere inerte e non funzionante dagli anni che si ha. Comunque sono cose che capitano. Alla fine, l'arrivo nel pomeriggio degli artificieri dell'8° Reggimento Genio Guastatori di Legnaro ha letteralmente fatto tirare a tutti un respiro di grande sollievo. L'ordigno è un falso d'autore, una riproduzione senza esplosivo. È stato dimesso dall'ospedale con una prognosi di 30 giorni, il giovane veneziano picchiato da alcuni turisti che lo accusavano di essere un borseggiatore. Sentiamo. C'era una comitiva di turisti, presumibilmente sudamericani, che stavano tenendo fermo un ragazzo, che poi ho scoperto un ragazzo veneziano, e mentre lo tenevano fermo, mentre sono arrivato, ho visto che uno di questi gli ha sferrato, nonostante il ragazzo fosse inerme, un calcio in faccia in modo abbastanza brutale. Il consigliere comunale Paolo Ticozzi è ancora scosso dalla scena a cui ha assistito casualmente domenica. Un giovane veneziano, scambiato per un borseggiatore da un gruppo di turisti, è stato bloccato a terra e picchiato in pieno pomeriggio a dorso duro. Un'aggressione violenta, secondo alcuni termometro della tensione che si respira in città, con bande di borseggiatori che scorrazzano lungo tutti gli itinerari più affollati tra l'altro da fiumi di turisti di ogni genere. Questa calle piuttosto stretta proviene dal ponte dell'Accademia, dopodiché proseguendo si arriva a Santa Margherita e quindi a Piazzale Rome alla stazione. Questa di Dorsoduro è una delle direttive principali che percorrono migliaia di turisti al giorno ed è qui, in questo punto, che si è verificata l'aggressione che ha avuto come vittima un giovane veneziano. Finché io arrivavo ho sentito delle forti urla che in parte erano anche di persone che stavano assistendo e che chiedevano di fermarsi a queste persone che stavano facendo il pestaggio. Quando poi sono arrivato, appunto, io la scena che mi si è impressa nella mente è stato questo calcio in faccia al ragazzo, veramente brutale, era inerme, era bloccato, non c'era motivo, è stato davvero un eccesso di, non si può neanche dire legittima difesa, ma una reazione spropositata. Immediatamente allertati, forze dell'ordine e sanitari sono intervenuti in poco tempo. Secondo alcuni presenti, tra l'altro in zona, erano state appena viste 2 note borseggiatrici. Il giovane è stato dimesso con una prognosi di una trentina di giorni per le conseguenze dei traumi subiti durante l'aggressione.
Va contro le leggi e i pronunciamenti della Cassazione, un atto di nascita registrato con 2 mamme. Per questo una coppia di donne gay di Padova si è vista notificare un atto giudiziario nel quale il procuratore chiede al tribunale la rettifica dell'atto di nascita della bambina della coppia, è del 2017, attraverso la cancellazione del nome della madre non biologica e la rettifica del cognome attribuito alla figlia tramite cancellazione di quello della seconda mamma. La bimba compierà fra poco 6 anni. Il Tribunale ha già fissato l'udienza per la discussione del ricorso al 14 novembre prossimo. Siamo a Treviso con l'operazione della Guardia di Finanza che incastra una società sportiva dilettantistica rea di aver incassato 75.000 euro di contributi dal comune di Jesolo. Abbiamo individuato un'associazione sportiva trevigiana che ha partecipato a un festival di ginnastica artistica organizzato annualmente dal comune di Jesolo. Per 3 distinte edizioni l'associazione ha omesso di indicare una parte dei ricavi, ottenendo così contributi per singolo anno pari a 25.000 euro. Un totale di 75.000 euro, quello elargito dal comune di Jesolo. Contributi pubblici erogati ad una società sportiva trevigiana in occasione della gara annuale di ginnastica artistica che ha luogo nella città marittima. La società dal 2017 al 2019, non dichiarando gli incassi reali ottenuti dalla vendita di biglietti, abbonamenti e prevendite, è riuscita in tal modo ad ottenere oltre 100.000 euro. Quindi abbiamo segnalato la Presidente dell'associazione per 2 distinti reati: il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, punito fino a 3 anni di reclusione, e il reato di sostituzione di persona, punito fino a 1 anno di reclusione. Segnalata anche per reato di sostituzione di persona perché dalle indagini è emerso che una delle richieste di contributo mosse al comune del Veneziano è stata emanata quando la donna non ricopriva più l'incarico di presidente dell'associazione. Vicenza, la bretella dell'Albera ha aperto al traffico oggi l'inaugurazione con le autorità e i cittadini che l'hanno definita una giornata storica. Siamo sulla bretella dell'Albera, inaugurata oggi, un'opera attesa da 35 anni che andrà a decongestionare il traffico veicolare, specie dei tir, nei quartieri Maddalene e Villaggio del Sole. Finalmente i cittadini del Villaggio del Sole di Maddalene possono essere liberati dalla morsa del traffico e su questo faccio anche già un annuncio: stiamo preparando l'ordinanza per evitare che i mezzi pesanti passino sulle vie che finalmente devono essere liberate. Giornata storica per chi attende la realizzazione di quest'opera da 35 anni, aperta al traffico la variante alla strada provinciale 46, un primo step. Dal valore di oltre 70 milioni di euro rientra nell'intervento di completamento della tangenziale di Vicenza. L'altro grande step per il quale speriamo che ci voglia meno tempo rispetto a quello che ci è voluto per l'Albera è chiaramente il completamento di Via Aldo Moro, sul quale siamo già impegnati. Abbiamo già finanziato il secondo stralcio con 5 milioni di fondi di sviluppo e coesione. Infrastruttura dall'iter complicato, cantiere consegnato nel 2018, diversi stop and go negli anni, causa emergenza Covid e rincaro delle materie prime, per arrivare oggi al passaggio dei mezzi. Abbiamo 5 km, oltre 5 km di viadotto, barriera antirumore con gli innesti tra sottopassi e rotonde, sono circa 70 milioni di investimento e in qualche modo lo consegniamo oggi alla provincia che ne gestirà la manutenzione nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Un nastro d'asfalto che in qualche modo rappresenta la società vicentina che cercherà di alleviare quelle che sono le perdite di tempo quotidiano, sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale. Opera che andrà anche ad agevolare la mobilità di lunga percorrenza anche a nord della provincia in direzione degli abitati di Schio e Tiene, la futura Pedemontana. Opera per cui il presidente Zaia ha sottolineato la volontà di concludere i lavori entro fine giugno, nonostante le preoccupazioni evidenziate sui ritardi relativi al casello di Montecchio Maggiore. Brescia-Padova deve consegnarsi il casello a Montecchio, adesso girano informazioni che non è più ottobre, non è più novembre, non è più dicembre, ma si parla di febbraio, forse marzo. Per noi significa un disservizio ai cittadini, quindi faccio appello a Brescia-Padova affinché questo casello ce lo consegno quanto prima. Pochi secondi di pubblicità, ci vediamo tra poco.
TG del Veneto, ben ritrovati con le immagini. Andiamo a Belluno per tornare a raccontarvi la Dunata Triveneta e il record di ascolti della nostra emittente. La Casa degli Alpini è media nord-est. Anche la Dunata Triveneta di Belluno ha confermato il trend che contraddistingue il nostro gruppo. Ancora record di ascolti per Media Nord-Est, che ha raccontato tutto lo sfilamento di Belluno in diretta a partire dal sabato, per poi far registrare picchi di ascolto assoluto durante il passaggio delle Penne Nere del Veneto domenica. Un evento, quello di domenica, seguito sulle nostre reti da quasi 1 milione di spettatori per oltre 15 ore di diretta nel weekend. Questo significa che i telespettatori hanno scelto ancora noi per vivere le emozioni di Belluno, confermando Antenna 3 e Rete Veneta la vera casa degli alpini e facendo segnare un altro storico unplan per Media Nord-Est, capace di confermarsi come gruppo di emittenti TV leader per distacco sulla concorrenza in tutti i grandi eventi. Una diretta, la nostra, vista in tutto il mondo sul web con messaggi da Stati Uniti, Canada, Sudafrica, Germania e Austria. E allora, come sempre, grazie Alpini, grazie a tutti i tecnici, ai giornalisti, agli operatori, alla regia, ma soprattutto grazie a ognuno di voi. È tutto per questa edizione di TG Veneto, grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo alle previsioni del tempo, arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Anticiclone africano sull'Italia, sole e afa in aumento. È la prima vera ondata di caldo della stagione. Vediamo il dettaglio di martedì 20 giugno. Sul Veneto bel tempo con tanto sole, spazi di sereno e solo qualche modesto addensamento, specie in montagna, dove non si escludono alcuni locali fenomeni nelle ore pomeridiane. Temperature, come detto, in aumento e sopra la media del periodo, minime tra 17 e 20 gradi, massime sui 29-33 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato con cielo sgombro da nubi o al massimo velato, ma comunque non sono attese piogge. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, massime sui 30-31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui il tempo sarà abbastanza soleggiato e le nubi rimarranno generalmente innocue. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 32-33 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.